Terza corsa, si torna ai 3 anni. Esperia, Elsa Cis, Elodie VF, Hermes Gar, Esmeralda Bez, Euforia. In prima fila Esme Spritz, Elodie Stecca ed Elixir in seconda, ritirato invece Evan. Macchina che stacca con Esmeralda Bez, debuttante di Alessandro Gocciadoro, che va subito in testa, la netta favorita. Seconda posizione per Elsa Cis. Mentre più indietro vediamo Elodie Stecca, che ha colto buona partenza in schiena a Elsa Cis ed è ora terza alla corda. Intanto i primi 200 in 15 per Esmeralda Bez, che guida con un paio di lunghezze di margine al completamento dei primi 400 metri in 33. Numero 7 Esme Spritz, squalificato. Per Esme Spritz. E siamo ora a metà della seconda piegata, situazione tattica invariata con tutti i cavalli alla corda che seguono il treno imposto da Esmeralda Bez. 600 iniziali in 46 e ora davanti alle tribune non cambiano le posizioni alla corda con Elsa Cis, poi Elodie Stecca, ancora Esperia, mentre sbaglia in coda Elodie numero 3 Elodie VF, squalificato. All'esterno nessuno riesce a farsi luce e così se ne va il chilometro con la battistrada che lo completa in 1:16:7. In seconda posizione si mantiene Elsa Cis, poi Elodie Stecca che è esposta a 500 dalla conclusione. Ha spostato Elodie Stecca mentre intanto allunga la battistrada. Il parziale in 14:9. Esmeralda in vantaggio sulla coppia formata da Elsa Cis ed Elodie Stecca, poi indietro Hermes Gar. Retta d'arrivo con Esmeralda che affronta con 3 lunghezze di vantaggio. Esmeralda Bez nel finale si limita a controllare la situazione per vincere autorevolmente al debutto con un buon tempo cronometrico. Secondo posto per Elodie Stecca che piega a fil di palo Elsa Cis. 1:15:5 il ragguaglio conclusivo, 29:8 a chiudere. Ottimo debutto quindi per la Maharaja di Alessandro Gocciadoro, molto appoggiata al gioco, favoritissima l'allieva di Alessandro Gocciadoro che debutta e vince per distacco. Secondo posto comunque per una valida Elodie Stecca che precede Elsa Cis al terzo, Alessandro Gocciadoro al salchi e al training per la scuderia Pink e Black.